Buonasera a tutti ragazzi, quindi stasera si sta bene, quindi è una bella serata, quindi oggi il tempo era abbastanza buono, quindi la serata è molto gradevole, quindi non fa freddo, non fa caldo, diciamo che si sta abbastanza bene, quindi oggi ho approfittato e in effetti sono andato all'Avvocatella, quindi al famoso santuario, quindi dove dicono che hanno visto, diciamo, il diavolo. Quindi siamo andati in questo santuario, ragazzi, e già alle 4:30 era pieno, quindi bel luogo, solo che per arrivare lì, una montagna proprio, volevo fare una live ma non ci sono riuscito perché c'era proprio il segnale assente, quindi ho fatto il video, domani lo monto, quindi poi domani tutti i pezzettini di video che ho fatto poi lo pubblico, quindi ho ripreso dove il ciabattino ha incontrato il diavolo, quindi diciamo la grotta della Madonna, dove poi ci sta San Michele che scaccia il diavolo. Quindi ho assistito, ciao Antonio, buonasera, ho assistito alla messa che è durata un pochino, diciamo. Quindi diciamo che per arrivarci ci vuole un po', quindi poi è una strada buia per arrivare lì, un macello proprio, quindi diciamo che camminare di notte da quelle parti, perché adesso fa presto notte e fa paura, quindi però a salire è stato un po' più duro perché non ricordavo la strada, però a scendere poi subito abbiamo fatto, quindi al finale fortunatamente non c'è stato nessun, anzi nessuna signora. Guarda, Alessa, qua si sta bene. Oggi ha fatto una giornata davvero soleggiata, ci stava un po' di vento. Per... No, Antonio, no, no, oggi è stata una bella giornata, ci stava un po' di vento, questo sì, però ci stava il sole proprio, quindi ho fatto una piccola live verso le 15 o le 13, non lo so, prima di andare, diciamo, al santuario, quindi ci stava una bella nuvola, bel sole, ma non giovedì e venerdì. Ciao Mirko. No, no, si sta bene, non fa caldo, non fa freddo, no, normale. Nulla, stiamo più o meno, secondo me, 20-22 gradi, ma non penso, voglio vedere per Sfizia, ma più o meno stiamo così. Salerno, mo guardo per Sfizia su quest'altro cellulare, ma secondo me è così. Poi diciamo, ha fatto una bella giornata oggi qua, quindi non credo proprio. Allora, vediamo, Salerno, meteo, vediamo. Procedi in direzione sud-est. 22 gradi, quindi Svolta a sinistra e prendi viale Giuseppe Bottiglie Neri, poi svolta a destra e prendi via San Matteo. ancora il navigatore in corso. Svolta a sinistra e prendi viale Giuseppe Bottiglie Neri, poi svolta a destra e prendi via San Matteo. Sei incagliato questo coso. Comunque oggi 22 gradi ragazzi qui. Quindi normale ragazzi. In confronto a 30-31 siamo scesi di 7-8 gradi, diciamo così. Quindi si sta bene, perlomeno io sto bene. In casa si sta bene anche senza maglietta. Giù forse se stai fermo a una parte qualcosa la devi mettere addosso, se no non dico che, però si sente un po' l'umidità addosso, quindi è un problema, diciamo, se stai fermo su una panchina è un conto, però se cammini già è diverso. Al finale non ho capito una cosa, io dall'avvocatella la luna la vedevo, addirittura ho visto la luna rossa da lì, che poi domani vedete in video. Poi qua non ci sta, boh, non l'ho capito tanto sta cosa, sull'avvocatella si vedeva. Cioè, o forse perché stavo troppo alto. No, Alessà, io a Roma no, io se vado, se diciamo vado a Torino,
diciamo se quando vado al lavoro sto a Torino come sede e poi mi sposto, però Roma ci sono venuto per andare a vedere il Vaticano, queste cose qua, sì, ma non è che ci vado. Quindi diciamo che la maggior parte sto a Torino quando lavoro o a Salerno a casa, quindi diciamo che sono più di 6 anni più o meno che vado a Torino, ma a causa del Covid purtroppo non possiamo fare fiere e tutto, quindi stiamo fermi già da molto tempo, quindi è un casino. Se non passa sto virus non si può fare nulla. Io faccio fiere per l'Italia e per l'Europa, quindi vendiamo prodotti italiani in fiere, quindi fiere gastronomiche, come tipo un mercato, ma solo che noi vendiamo, che ne so, in Norvegia, in Finlandia vendiamo tutti i prodotti italiani, quindi pomodoro, pasta, formaggio, speck, tutto il banco dell'Italia. C'è un po' di tutto, diciamo, di ogni regione. Che ne so, del Trentino Alto Adige e lo speck, che ne so, i würstel merane, che ne so, della Campania la mozzarella, i pelati San Marzano, la pasta di Gragnano, della Sicilia e pecorino siciliano, quindi ogni regione prendiamo qualcosa di speciale. Abbiamo le alici di sciacca della Sicilia, quindi ogni regione abbiamo qualche cosa di particolare. Diciamo che abbiamo il top di ogni regione, due o tre cose top di ogni regione. Abbiamo la alici di Cerara. Ciao Red Sky, buona vita a tutti, buona vita pure a te. Quindi diciamo che giriamo un po' tutta l'Europa. Io ho girato tutta l'Europa, quindi ho fatto proprio il giro del mondo, quindi, ma a livello d'Europa però, eh. Quindi Francia, Spagna, che cosa abbiamo fatto più? Norvegia, Finlandia, tutti questi paesi, diciamo, Polonia, Russia, Repubblica Ceca, Ungheria, tutti, siamo stati da tutte le parti. Però ultimamente andavo in Finlandia, quindi ho fatto 6 mesi di Finlandia gli ultimi 3 anni. Quindi partivo a maggio e tornavo a ottobre. Quindi in effetti io se non ci stava questo Covid, oggi partivo dalla Finlandia, da Helsinki, facevo i conti col datore di lavoro e poi tornavo a casa. Quindi facevo maggio, primo ottobre. Il primo ottobre stavamo a Monaco di Baviera, quindi in Germania. Poi arrivavo in Trentino, mi fermavo e poi il giorno dopo proseguivo per Torino. Anto, guarda, i prodotti italiani nella fiere. Allora, ti dico che in Finlandia la roba italiana va alla grande, quindi quando mettiamo la bandiera italiana sul banco, sa, ogni banco perché queste fiere sono internazionali, quindi c'è il banco italiano noi, c'è il banco francese, c'è sta lo banco spagnolo, quindi in effetti è una fiera un po' di tutte, diciamo, le nazioni, ma diciamo così. C'è il banco finlandese, il banco norvegese, però quello che lavora di più siamo noi, quindi il banco italiano, quando vedono la bandiera italiana, parmesan, c'è il parmigiano e Amon, quindi il prosciutto crudo, quindi queste le due cose che vanno proprio per la maggiore, quindi il parmigiano tu pensa che loro non sanno neanche che forma aveva prima, loro si pensavano che era quel triangolino che trovi al supermercato che c'è scritto parmigiano, quindi quando abbiamo fatto vedere la forma non credevano che quello era il parmigiano, poi l'hanno assaggiato e hanno detto allora è questo. Quindi si pensavano che era tipo quello che trovano al Lidl, triangolino, parmigiano reggiano, che poi l'abbiamo comprato pure noi per vedere se era vero e ti posso garantire che non era proprio assolutamente identico. Sì, Antonio, no, perché loro il formaggio l'abbiamo assaggiato, quello nel supermercato. Quindi ti posso assicurare che non era lo stesso che avevamo noi, non lo so. Poi era tutto in finlandese e poi stava scritto parmigiano, Italy, quindi ma tutto sembrava tranne che parmigiano, al massimo poteva essere tipo manco una grana, ma
Poi lì abbiamo portato quello da 36 e quello da 48 mesi di stagionatura. Poi il prosciutto e il prosciutto crudo, quindi erano le due cose che andavano forte. Poi la pasta, il vino, tutte le altre robe. Comunque diciamo che ogni finlandese che si fermava, la 100 euro la spendeva, diciamo. Tra pasta, formaggio, pecorino siciliano, il puzzone di Moena. Noi avevamo un banco di 25 metri, quindi immagina 25 metri di vetrinette frigo, tutte belle riempite, che ci sono i prodotti di tutte le regioni italiane, quindi dalla Sardegna a Trentino Alto Adige, tanto per dire, quindi un po' di tutto. La pizza napoletana, la porchetta. Io inizialmente ho fatto il banco della porchetta, poi abbiamo terminato dopo un mese le porchette, quindi poi da lì sono passato al banco dei salumi. No, no, Anto, statisticamente, guarda, e allora è venuto un banco francese come noi col formaggio, però non aveva proprio competizione assolutamente, quindi i formaggi francesi non si potevano paragonare ai nostri proprio, quindi abbiamo portato il pecorino romano, Antonio, Danilo, gli dici, il pecorino romano abbiamo portato come formaggio, pecorino siciliano, pecorino sardo. Poi abbiamo portato lo zibippu, il vino quello lì siciliano, poi abbiamo portato il cannonau quello sardo, poi abbiamo portato la mozzarella campana, l'alice qua, poi l'alice di sciacca della Sicilia. Abbiamo portato un po' di tutto. Quindi ci stava un pezzettino, due pezzi di ogni regione, quindi si lavorava la cassata, il cannuolo siciliano, sì, la pasticceria, quindi la sfogliatella napoletana, il pasticcino con la crema e amarena, sì, 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 tutta sta roba, sì, perché il banco era completo. Ah, poi abbiamo portato le olive della Puglia, che sono le più buone, diciamo. Poi abbiamo portato l'olio toscano, quello lì top, quindi diciamo che abbiamo portato il meglio del la frittura abbiamo fatto il cuoppo, solo che dopo un po' è terminato e quindi non poteva. Abbiamo finito il cuoppo, la porchetta, poi abbiamo fatto le olive e il banco dei salumi, quindi noi facevamo quattro banchi, due sono finiti subito i primi mesi. Poi altri mesi abbiamo fatto solo i banchi, diciamo, un banco dedicato solo a parmigiano, quindi solo tutto belle etichette parmigiano reggiano. Sì, sì, adesso abbiamo portato tutto, ma credimi, tutto, ci stava un macello di roba. Ma te l'ho detto, guarda, dove siamo a Ponio, quindi abbiamo fatto Rovagnemi, che è la città di Babbo Natale. La cipollina catanese, a voglia, sì, sì, abbiamo portato tutto. Abbiamo portato tutto, le olive, poi che abbiamo portato più? Tutti i sottaceti, sa, tutti sott'olio, melenzane, sott'olio, ma tutto ragazzi, le bombette pugliesi, ma era un macello lì. Non si capiva nulla su quel banco, ti giuro. Le olive imbottite con l'alice dentro, un macello quasi. Guarda, per montare il banco incominciavamo dalle 10 più o meno quando si arrivava sul posto, perché alle 10 ci facevano entrare sulla piazza e terminavamo, eravamo 7 di noi, ma 9 e mezza, 10 di sera. Tu immagina a montare tutto sto banco, eh? Quindi 7 persone, 2 o 3 scaricavano e gli altri mettevano la roba dentro, quindi no, la verità, tanto la cosa strana è che siamo dimagriti a finale. No, no, con tutto che mangiavamo, siamo dimagriti perché il lavoro era stressante. Quindi immagina scendere 3-4 forme di parmigiano reggiano che pesano proprio da paura. Poi tutti i pezzi di speck interi, prosciutti interi, tutti i giorni a caricare, scaricare, caricare, scaricare, un macello. Quindi
potevamo mangiare di tutto, ragazzi, siamo dimagriti. Io lì ho perso 20 kg più o meno. E mangiavo, ma il lavoro era pesante. Però ragazzi la paga era buona, quindi 80 euro al giorno, vitto e alloggio, quindi diciamo che in Italia che non ci sta nulla. 80 euro al giorno sono 2004, fai il conto che poi c'hai vitto e alloggio pagato e buonanotte. Quindi diciamo che è vero, sarà faticoso, stai lontano da casa, però il gioco vale la candela, come dico io. Fai 6 mesi di lavoro, poi facevo i 2 mesi di natalizi, una volta in Val d'Aosta, una volta l'ho fatto a Salerno, per 3 anni l'ho fatto a Salerno, poi l'ho fatto a Piazza Castello a Torino, poi a Val d'Aosta, quindi diciamo che in sostanza lavoravo 8 mesi, gli altri 4 stavo a casa al finale, non facevo nulla. Però mo, a causa di questo Covid non si fa più nulla e buonanotte. Quindi diciamo se non si sblocca questa situazione la vedo molto tragica proprio. Quindi mo è da un anno che stiamo fermi, scherzando e scherzando, è oltre un anno. Allora io no, io in effetti sto fermo, ti dico io, da 3 anni sto fermo. Quindi l'ultima volta che ho lavorato è stato 3 anni fa. Allora, quest'anno qui è saltato per causa del Covid, invece 2 anni fa è saltato a causa del passaporto, quindi la polizia mi aveva bloccato il passaporto per una cosa, un precedente che avevo quando avevo il bar, poi l'ho risolto perché avevo pagato questo verbale e quindi poi me l'hanno dato il passaporto e quindi però quando mi hanno dato il passaporto poi non so, già erano partiti i compagni miei, quindi non sono potuto partire. Quindi diciamo che c'è stato un errore da parte della questura che è venuto a casa qui, mi ha cercato il dovuto, ho preso l'avvocato, ho trovato, meno male che non butto mai nulla, quindi la fattura quella lì che avevo pagato quel verbale quando avevo il locale l'ho pagata perché era penale, quindi ma l'avevo pagata, quindi dovuto andare in tribunale a dimostrare che l'avevo pagato, poi da lì sono andato in questura, poi ho dovuto fare la cancellazione, ho fatto un macello ragazzi. Quindi poi che fa? Facevo caso alla questura di Salerno, quindi ho detto vabbè lasciamo stare e buonanotte, quindi è stato un errore loro perché come regola quando io ho pagato loro dovevano già avevo pagato al tribunale di Salerno, mentre alla questura sui terminali non lo avevano, quindi sono venuti a casa e mi hanno preso la carta d'identità e mi hanno messo il blocco e non ho potuto fare, non sono potuto andare fuori, quindi non era valida per l'espatrio. Poi è successo il Covid, quindi è un macello nel macello, ragazzi, veramente. Quindi quest'anno che ho fatto il passaporto, tutto felice e contento perché sono andato a fare il passaporto, mi hanno bloccato il Covid però stavolta, quindi stavolta ci ha bloccato il Covid e speriamo che qua, secondo me, ho visto oggi le previsioni, qua in Campania stiamo messi male, quindi speriamo che non ci chiudano di nuovo. Quindi diciamo che non sta migliorando, sta solo peggiorando qua. Quindi mi auguro che non succeda. Comunque, questa è ragazzi, al finale. Vabbè, dai ragazzi, io vi auguro una buona serata a tutti. Buonanotte a tutti. Vado a vedere un bel film oppure qualche video. Provo a montare il video che ho fatto all'avvocatella, così domani ce l'ho già pubblicato. Buonanotte a tutti ragazzi.